possiamo iniziare. Quindi un saluto e un grazie a tutti voi che siete presenti a questa iniziativa che testimonia ancora una volta l'interesse per il nostro centro, che sia pure con le sue risorse limitate è comunque presente nel dibattito, nelle iniziative che numerose ci sono in giro riguardanti la diffusione della conoscenza degli avvenimenti della Prima Guerra Mondiale. Il tema che verrà affrontato questa sera è abbastanza inesplorato, nel senso che non esiste una grande bibliografia a riguardo dei prigionieri della prigionia. È una proposta che si inserisce nello spirito del nostro centro, cioè quello di indagare, di offrire l'occasione di conoscere argomenti poco trattati in quel grande evento che è stata la Prima Guerra Mondiale. L'occasione di parlare di questo ci viene offerta dalla pubblicazione di Camillo Pavan, I prigionieri italiani dopo Caporetto, e dall'autorevole presenza della dottoressa Marina Rossi, studiosa dell'argomento. Ecco, ringrazio per la loro disponibilità. Però prima di passare così a dire alcune cose su queste due persone che sono con noi, del resto avete già il pieghevole invito, per cui molte notizie le trovate e sicuramente le avrete già lette. Vorrei così dire alcune cose appunto su questi due nostri ospiti graditissimi, e partirei da Camillo Pavan, anche se dovrei parlare prima della dottoressa da Cavaliere, ma preferisco Camillo perché è un po' l'occasione, cioè quello che ci dà l'occasione di parlare di questo argomento. Credo, almeno penso che alcuni di noi conoscano già Camillo, sia perché è un trevigiano doc, non è razza chiave ma è razza Sile, perché è nato in riva al Sile o quasi, sia perché vi sarà capitato di incontrarlo a qualche festa, o in Cal Maggiore a Treviso con la sua produzione, perché Camillo è uno storico un po' particolare rispetto a quelli che siamo abituati a conoscere. Cioè Camillo pensa, ricerca, costruisce la sua opera, poi ancora non la stampa, però la commercializza, quindi è un po' una catena quasi completa. E questo non vuol dire assolutamente che i suoi prodotti non siano di qualità, anzi sono stimatissimi e piacevolissimi. Io ho conosciuto Camillo parecchi anni fa, nel 1985, in occasione, non so se è il primo tuo libro, ma deve essere stato il primo, di Rio il Sil, un libro che ha avuto un ottimo, anzi un grande successo, non si trova più in commercio, ma che vi consiglio di leggere, e che tra l'altro ha vinto il premio Costantino Pavan di San Donato di Piave, il premio che purtroppo dall'anno scorso credo non ci sia più sulle culture locali, e un premio a livello nazionale, quindi era molto quotato e molto importante. E da lì poi ne sono seguiti altri sul Sile, però noi siamo qui per parlare del suo interesse per la Grande Guerra, e un interesse che accomuna probabilmente molti di noi a Camillo, e la premessa che lui fa al suo libro Caporetto, stampato nel 1997, probabilmente ci riconosciamo in tanti, soprattutto quelle generazioni che hanno vissuto l'infanzia intorno agli anni 50 in giù, dove i ricordi della Prima Guerra Mondiale cioè raccontati dalle testimonianze dirette di chi li aveva vissuti o da chi li aveva sentiti o chi era presente comunque anche se bambino, cioè tutti abbiamo avuto questi ricordi trasmessi, perché poi sapete che oggi raccontare non si usa più, neanche la scuola racconta più, cioè tutto
il mezzo televisivo e basta, quindi non c'è più un rapporto tra il bambino e l'adulto, tra il figlio e il genitore su certe cose, non si trasmettono più certe conoscenze se non sono i libri, se non sono altri mezzi di comunicazione. Quindi Camillo questo sistema di farsi raccontare l'ha utilizzato anche nel libro che verrà presentato questa sera, I prigionieri italiani dopo Caporetto, e non è che ha utilizzato solo le fonti orali, perché se si utilizzano solo le fonti orali è un po' pericoloso, perché sappiamo che molto spesso, cioè non è che sono esperienze soggettive per cui non colpiscono e non raccontano in maniera completa, però ha aggiunto a queste molte altre fonti per cui noi che le leggiamo possiamo metterle a confronto e trarre delle conclusioni. Ecco, questo libro vorrei ricordare che Camillo ha avuto anche un aiuto da Alberto Burato, che ha curato un elenco, credo, interessante e originale sui campi di prigionia e sui prigionieri, per cui ringrazio anche questo Alberto Burato. Abbiamo chiesto alla dottoressa Marina Rossi di presentarci questo lavoro inquadrando in un contesto probabilmente più ampio, cioè di aiutarci a capire, perché poi spero che tutti avremo occasione di leggere questo libro. Ecco, Marina Rossi è docente universitario presso l'Università di Trieste e vorrei sottolineare che è un'amica del nostro centro, grazie anche ai rapporti di collaborazione e di stima che la lega al dottor Bucciol, che è un po' la nostra anima, nonostante non sia più presidente, ma che ringrazio anche in questo momento, e ha sempre seguito un po' le nostre attività. Vorrei ricordare qui il prezioso aiuto che ha dato la collaborazione per la mostra e per il catalogo che è stato presentato al Verso l'autunno scorso sull'Albania, fronte dimenticato della Grande Guerra. Una mostra e un catalogo estremamente interessanti, vedete anche qui un tema che non è molto conosciuto e che grazie appunto al dottor Bucciol noi siamo riusciti a portare a chi naturalmente desidera conoscere queste cose, perché molto spesso la risposta non è adeguata all'impegno e alla passione che uno ci mette. Comunque io ho avuto così comunicazione proprio del dottor Bucciol che questa mostra quasi sicuramente l'anno prossimo andrà a Vienna e speriamo che giri anche in altri comuni, perché tante iniziative del centro sono più conosciute fuori i confini non solo di San Paolo, ma fuori i confini addirittura della provincia o della regione più che nel nostro territorio. Comunque Marina Rossi è stata così invitata stasera proprio per affrontare questo tema della prigionia, perché lo conosce molto bene, non solo per la prima guerra ma anche per altri aspetti e altri periodi storici. Scorrendo il curriculum scientifico, ecco, uno un po' si perde perché è piuttosto vasto, però da quello le cose più interessanti che ho notato io sono innanzitutto le collaborazioni sia a livello nazionale che internazionale che lei intrattiene, in particolare con i paesi slavi, con la Russia. Ricordo che lei è stata, penso, la prima che abbia consultato gli archivi dell'ex Unione Sovietica, quindi di prima mano è venuta a contatto con un fondo di straordinaria importanza e su questo ci ha lavorato. Comunque io ringrazio di nuovo questi due nostri ospiti, ringrazio voi e per non dilungarmi anche di cose che magari potrei aspettare, passo subito la parola alla dottoressa Marina Rossi e buon ascolto. Io ringrazio il signor Scroccaro e anche il signor Scroccaro, mi scusi, e il signor Beltrame
per avermi proposto questa iniziativa. Da tempo desideravo conoscere il Centro per la documentazione sulla Grande Guerra di San Polo, ma è vero che grazie ai rapporti di collaborazione con Eugenio Bucciol è anche la terza volta per me, la terza occasione di confronto con l'interesse della gente di questi luoghi sul tema della Grande Guerra, una sensibilità che mi ha molto colpita. Ringrazio quindi anche il pubblico che, pur così impegnato su tanti versanti, dà prova di questa attenzione. È anche un'occasione felice per conoscere personalmente Camillo Pavan. Sapevo del suo grande lavoro, non ho avuto l'occasione quando uscì il grosso volume su Caporetto di recarmi alla presentazione, però so che da anni svolge una ricerca preziosa, importante, che lo onora, che spaziato dall'etnografia alla cultura di questi territori, ad un amore per il tema, ma in quale senso? Credo nello stesso senso in cui lo intendo io e gli studiosi che lui ha citato nella bibliografia aggiunta a quest'opera, I prigionieri italiani dopo Caporetto, cioè l'interesse di indagare i lati oscuri della guerra, quelli rimossi, quelli più scomodi, quelli dimenticati, però in nome di valori umani che la guerra purtroppo ha negato e continua a negare. Io mi sono occupata per anni di prigionie, certo non quelle dei prigionieri italiani, come ha fatto in questo caso Camillo Pavan e come ha fatto la Giovanna Procacci nel testo di riferimento fondamentale uscito con gli editori riuniti per la prima volta, poi edito ancora una volta Prigionieri italiani nella Grande Guerra, ecco, uscito agli inizi degli anni 90, nel 93, poi più recentemente ristampato. Mi sono occupata degli italiani, sì, ma di italiani ignorati per decenni, gli italiani dell'esercito austro-ungarico, cioè degli ultimi sudditi, se così li vogliamo chiamare, del Regno d'Italia, un argomento scomodo a sua volta che gli amici, gli studiosi di Rovereto, gli studiosi trentini per primi avevano in qualche modo valorizzato aprendo nell'85 quel convegno e poi incoraggiando altri ricercatori italiani e sloveni del nord-est d'Italia, ecco, no? Ad affrontare. Io ho voluto trasferire poi la mia ricerca all'incrocio quindi di fonti soggettive, diari lettere, con fonti archivistiche degli archivi russi e quindi mi sono trovata immersa in uno scenario bellico enorme, diverso dal fronte italiano, ma è anche vero che Caporetto segna, no, una svolta che si può paragonare o porre, ecco, a confronto in altri momenti, in altri settori del fronte occidentale ed anche di quello orientale. Franco Cecotti è un altro studioso di frontiera, un triestino, un mio caro amico con cui ho lavorato sui diari della seconda guerra mondiale, I prigionieri russi, lo era suo padre. Ecco, ha pubblicato un testo che Camillo Pavan cita e che ha il merito
un testo uscito con la editrice goriziana di recente, che si occupa di profughi, di sfollati, delle vittime civili delle guerre, ha il merito di aprirsi con un saggio che osserva alcune cose che secondo me è bene tenere presente nella lettura del volume di Pavan, ossia la voluta dimenticanza, l'oblio voluto per tutta una serie di ragioni che sono politiche e storiografiche dei destini della storia delle popolazioni di frontiera. Lo sbando di queste masse di uomini che noi vediamo così ben evidenziato nel volume di Pavan è veramente un percorso originale che nessuno ha toccato. Riguarda territori sensibili del Friuli orientale, dell'Isontino, della Carnia con popolazione slovena, si parla della Val di Resia, riguarda territori che poi sono divenuti fascia confinaria difficile tra il nuovo Regno d'Italia, integrato di queste province acquisite con la vittoria del 18, e lo Stato jugoslavo, nato a sua volta dalle ceneri dell'impero asburgico, il regno dei serbi, dei croati e degli sloveni. Il libro di Pavan è un'analisi che conferma certi dati essenziali importanti, non ancora temo di vasto dominio, quanto la Procacci osservava a proposito dei prigionieri italiani, non va, dal mio punto di vista, ad onore dei vertici dell'esercito italiano. E pur certo, studiando la guerra in vari settori, in vari scacchieri del mondo, che nessuna potenza in guerra ha trattato bene i prigionieri e che nessun esercito ami i propri prigionieri. Si è tanto parlato di guerra ideologica in URSS, delle sevizie vere o presunte ai prigionieri italiani caduti in mano all'Armata Rossa, ma quale esercito ama i propri prigionieri? Si è parlato tanto del famoso prikaz, la disposizione di Stalin che obbligava il soldato sovietico a combattere nella seconda guerra mondiale, altrimenti la sua famiglia avrebbe pagato con delle sanzioni, altrimenti sarebbe stato internato, eccetera, eccetera. L'Italia, il Regno d'Italia non ha fatto questo, però si è comportato, il Comando Supremo dell'Esercito Italiano, il volume della Procacci lo conferma e ne dà ampia conferma per i territori esaminati dal Pavan, ha trattato duramente e severamente i prigionieri italiani. Pavan lo sottolinea, in questo anno difficile, arriveremo poi a discuterne, il fatale 1917, conferma la programmata volontà di non inviare pacchi della Croce Rossa ai prigionieri italiani rinchiusi nei campi di prigionia dell'Austria e della Germania, ridotti a scheletri. Le foto impressionanti che ci sono nel volume lo confermano, avevo visto sequenze simili, sono nei documentari originali provenienti dagli archivi di guerra della Germania e dell'Austria, che una volta in una rassegna a Trento, dove io ho proposto le mie ricerche negli archivi russi, sono venute fuori. Quindi una meditata volontà punitiva nei confronti del militare italiano, punito a sua volta dopo il ritorno in patria. Nell'esaminare i punti così avvincenti, tragici, ma avvincenti per il modo in cui Pavan tratta la materia e per la bellezza e l'estrema varietà delle fonti che usa Pavan. Pavan ha svolto un lavoro enorme che rivela una fatica di ricerca pluriennale
ha trovato diari, ha trovato lettere, ha una bibliografia, ha trovato illustrazioni, si è avvalso certo dell'aiuto di Burato per una preziosissima cartina, quindi c'è anche un appendice statistica con numeri, cifre, scansioni, il lavoro più difficile, più ingrato, tremendo, quello della ricerca dei nomi, dell'identità di questi infelici, e avventurandosi appunto su aspetti veramente tragici della guerra, di cui credo nessuno abbia avuto il coraggio di parlare con tanta chiarezza così come lo fa lui. Il fuoco amico. Noi ne sentiamo parlare, ahimè, purtroppo da 11 anni con le nostre guerre, no, in corso nel pianeta. Vi ricordate il fuoco amico durante la guerra in Iraq nel gennaio del 91, il diario del Marine americano, poi reso di pubblico dominio, credo da Panorama, che quella volta avevo comprato e letto. Il fuoco amico di questi ultimi tempi in Afghanistan, in altri settori ecco, del nostro pianeta in fiamme. Ebbene, Camillo Pavà a maggior ragione, potevo esserne sensibile io, ce lo mostra così vicino a noi, mentre questi poveri prigionieri italiani, costretti ad avviarsi tristemente verso i campi di prigionia dell'Austria, sono bombardati così, non si sa se volutamente, ma alcune fonti indicherebbero proprio questa intenzione, o per sbaglio dall'aviazione italiana. Siamo in Friuli perché comunque, se sono prigionieri, non sono stati dei bravi soldati, no? Quindi ci sono questi tristi episodi, quindi altri elementi che indicano l'irrigidimento del Comando Supremo dell'Esercito Italiano, di un insieme di proprio una linea generale, ecco, di comportamento dei comandi rispetto a questi uomini infelici che devono fare i conti con la popolazione civile man mano che attraversano il Cividalese, soprattutto le aree miste a popolazione slovena, non possono trovare durante queste lunghe marce sempre amore, comprensione, pietà, aiuto. E no, il caro Pavan sottende altri problemi importanti assai poco conosciuti dall'opinione pubblica italiana, che ignora quasi, anzi ignora direi quasi del tutto, che gli sloveni del nord-est esistono dal VI secolo d.C., quindi sono venuti prima di altri. La Serenissima, la Repubblica di Venezia, quando nel XV secolo non riuscì ad annettersi la cosiddetta Slavia veneta, il Cividalese, spiace a dirlo, ma si comportò più democraticamente rispetto a quanto ebbe a fare il Regno d'Italia dopo la guerra di indipendenza del 1866. L'intento continuo, quasi ossessivo, purtroppo lo devo dire con obiettività di riscontri attraverso vari studi, pubblicazioni, l'ossessività dell'Italia è stata sempre quella della snazionalizzazione rispetto agli sloveni. Dal 1866 ha ridotto le possibilità di istruzione. In questi ultimi anni, qui sarebbe bello poter mantenere però contatti più costanti, scambi anche su quanto esce in Slovenia. Nella stessa Slovenia, dico all'Università di Lubiana, si producono studi nuovi in questa direzione. Segnalerei, se interesserà anche al centro, sarà mia cura farglielo avere, è uscito ad esempio, credo 3 anni fa, lo presentai, anche lo recensì, un grosso volume doppio della rivista Quale Storia, La guerra sul Carso nell'Isontino. In questo grosso fascicolo c'è un saggio di una giovane studiosa slovena, Petra Svolišak, che indica come la preoccupazione del Comando Supremo del Re d'Esercito a partire dall'estate del 15 nelle aree slovene fosse quella appunto di
snazionalizzarli subito, cambiando il nome dei toponimi, licenziando i maestri e imponendo l'insegnamento di cappellani militari, o poi nella linea del fuoco la popolazione civile viene trasferita in altre località del Regno, in Emilia, quindi già si propongono delle linee, no? Così di negazione dell'identità culturale e politica di questa gente, che non possono rendere ai me simpatici i poveri militari italiani che sfilano o nei dintorni di Gorizia o in altre parti, l'ignaro fante italiano che arriva da chissà dove, contadino, da luoghi lontani, rimane colpito o dallo sgarbo o dall'indifferenza o quantomeno dalla scarsa comprensione per il suo dolore, così come in altra parte di questo lavoro si vede come l'occupazione, no? degli austro-ungarici del Friuli orientale è inteso in buona parte della gente come una sorta di rivincita. Sono tornati i nostri, chiaro, secoli di presenza asburgica non si cancellano, quindi l'interpretazione della guerra così nel segno del patriottismo italiano lo dice bene anche Cecotti nel suo saggio. Insomma, la si legge nei monumenti e non è casuale che il maggior numero di monumenti in pietra a ricordo della prima guerra mondiale esista proprio nelle aree di frontiera intorno a di Puglia, verso il Monte Santo, no? In territori che invece hanno sofferto di questo difficile rapporto, di cui hanno pagato le conseguenze anche i prigionieri, che la fame c'era per tutti, ma insomma si rendevano a loro volta, no? Erano consapevoli della ostilità o quantomeno della estraneità. Che poi Gorizia, anche questo è un argomento molto interessante, no? Abbia avuto anche un fiorire dell'irredentismo, che ci siano stati casi di irredentisti che hanno disertato, hanno attraversato segretamente, no? la linea del fuoco per arruolarsi nelle file dell'esercito italiano. Questo è anche un dato indubitabile. Io stesso ho esaminato diari di militari austro-ungarici che hanno accolto poi la proposta della missione militare italiana in Russia, che mirava ad allontanarli dall'esercito austro-ungarico, come tutte le missioni alleate dell'intesa, per insomma portarli dalla propria parte, e se li è portati nella guerra contro i bolscevichi. Ecco, c'è anche questo, però sono state minoranze. Il goriziano effettivamente, particolarmente la campagna del goriziano, ha espresso in ambito sloveno, questo anche tra i militari sloveni dell'esercito austro-ungarico, una fedeltà all'imperatore, un lealismo. Pavan conosce Panzera, che conosco anch'io, insomma abbiamo molti amici in comune, molti studiosi che conosciamo reciprocamente bene, e allora insomma tutte queste scottanti questioni traspaiono. Meritorio, ripeto, questo desiderio di approfondimento che nasce credo da un bisogno di capire, perché altrimenti non andrebbe a toccare tasti così scomodi, così dolorosi. Per parlare di Caporetto, io non sono una studiosa di Caporetto, ma certamente ho dovuto occuparmene il 17, anno fatale. Agli inizi del volume c'è anche un'ampia nota così di discussione tra l'autore e Antonio Sema, che pure conosco da anni, Snenghi, conosco benissimo, grande studioso della Grande Guerra, inevitabilmente, insomma lo si conosce per quello che ha scritto, anche per i rapporti diretti. In Russia c'è stata la rivoluzione, d'accordo,
anche i deputati liberali nazionali del cosiddetto partito dei cadetti già nell'estate del 15 avevano paura di un incendio rivoluzionario, sapevano, però in tutta l'Europa in guerra la stanchezza della guerra si avverte nel 17, quindi non sono completamente d'accordo sulla necessità di negare la stanchezza della guerra. Pavin comincia bene con quelle pagine in cui si parla della progressione del numero dei prigionieri da Caporetto al Piave e mette la battuta "Viva l'Austria, viva la Germania, la resa senza combattere" come espressione generale di una stanchezza nei confronti della guerra, che non vuol dire necessariamente essere espressione di una ideologia socialista, non vuol dire un porsi contro in termini politicamente consapevoli, è sicuramente il logoramento, la sfiducia rispetto alle ragioni della guerra, la crisi morale, se così vogliamo chiamarla, ci fu, e che poi il generale Cadorna non fosse tanto gradito, sì, non credo che revisionismi o antirevisionismi ci permettano di negare gli atti dei tribunali, i processi militari contro i disertori, le fucilazioni dolorosissime imposte da Cadorna. La scorsa settimana a Trieste si è celebrata la festa dell'esercito, forse qualcuno ci è andato o avrà visto in televisione, ho partecipato a una tavola rotonda in cui c'era l'ufficio storico che ha promosso il tutto, e ho sentito un anziano generale, insomma certamente non di quest'epoca, ma anziano protagonista della seconda guerra mondiale, così esaltare il patriottismo evocando le canzoni di guerra in onore di Cadorna, ma dalle nostre parti, dove sul Carso morivano i pastori e i contadini sardi, si cantava la strofa. Il generale Cadorna ha detto alla regina: se vuoi vedere Trieste, guardalo in cartolina. Bim bum bo, al rombo del cannon fa il ritornello. C'erano anche strofette più irriverenti che per motivi di eleganza non citerò pubblicamente. Quindi c'è l'esasperazione nei confronti della guerra. Né è possibile paragonare la realtà interna dei singoli paesi a quella della Russia. Mi compiaccio con Pavin, che nel libro ha compiuto anche uno sforzo di raccordo, di collegamento tra quella che è la stanchezza, l'imponente numero di prigionieri citati dalla Procacci, 300.000 prigionieri dopo Caporetto, alla crisi che si avverte all'interno dell'impero asburgico, no? un impero in cui la gente soffre la fame e che sarà scosso subito dopo la rivoluzione russa, la rivoluzione d'ottobre, da grandi scioperi politici, gli scioperi del gennaio del 18, da ammutinamenti, ricordo quello della Baia di Cattaro, rivolte militari, su cui io stesso ho pubblicato articoli in questi anni. Quindi c'è questo scenario enorme di crisi, c'è il problema delle diserzioni che si verificò anche in Francia, si verificò anche in Inghilterra, negli anni 60, fine anni 60-70, quando gli umori politici nel nostro paese erano diversi, apparivano nei cineclubs filmati inglesi, no? Su processi militari per il re e per la patria, non so chi di voi l'abbia visto, credo sia stato Losi, non parliamo di classici, niente di nuovo sul fronte occidentale, all'ovest niente di nuovo, Orizzonti di gloria, eccetera, eccetera. Si discuteva molto, oggi si parla meno perché gli umori sono diversi, di fatto c'è insomma un ritorno, direi, alla esaltazione della guerra ed quindi difficoltà di discutere
in altri termini su quelli che sono invece i fattori umani. Io nelle mie ricerche mi sono messa dalla parte delle vittime della guerra, non i profughi, di cui oggi si discute tanto, ma il militare semplice. Lo dice bene, anche se, sì, lo leggerà, insomma, nella prefazione del mio volume Lo stesso Snenghi, dicendo di me, dice: cosa importa essere italiano, ceco, austriaco, croato? Cioè, il mio sforzo non è quello, non è una connotazione necessaria dal punto di vista nazionale, cioè la mia identità nazionale è intesa come identità culturale, lingua, cultura, stato d'animo, radice, ma non come scontro nazionalistico o presunta superiorità o inferiorità dell'uno verso l'altro, no? Quindi la guerra produce scardinamento, distrugge un meccanismo che stritola le vite individuali e l'essere umano si trova, Moss lo cita anche lui, ci sono grandi studi a livello europeo, no? È una rotellina di un ingranaggio impazzito che non può controllare, quindi io mi pongo dalla parte delle vittime di chi la guerra l'ha subita e non l'ha voluta, anche come soldato. Credo che Pavan, indicando in questa ricerca proprio la tragedia, le varie forme di difficoltà e sofferenza di questo torrente composto da centinaia di migliaia di prigionieri che da Caporetto viaggiano attraverso queste zone particolari, verso l'Austria, li vede in marcia colpiti dal fuoco amico, e li vede in difficoltà certo nei rapporti con il nemico, in quel caso l'Austria, in difficoltà con le popolazioni, parla dei campi di prigionia, della vita all'interno dei campi, distinguendo, anche questo è un dato nuovo rispetto alla ricerca di Giovanna Procacci, che conosco bene, con cui anche io intrattengo rapporti da anni. Quindi per la prima volta pone a confronto anche il prigioniero italiano rispetto agli alleati dei campi di prigionia. C'è differenza? Sì, stando a Pavan c'è anche questa differenza, ogni esercito ha le proprie difficoltà e variamente considerato a seconda degli effettivi rapporti delle potenze, sono i rapporti di potere, dei vertici che poi influiscono, poi anche tra prigionieri influisce il fattore umano, ci potrà essere il prigioniero generoso, quello che ruba tutto, il prigioniero che sogna che gli regalino un pezzo di pane, quello che ruba tutto a lui, se vede la casa abbandonata o razzia, fa di tutto. Non voglio ricordare, anzi mi viene proprio la provocazione, dato che anch'io lavoro molto anche sulle fonti soggettive, in mente la disillusione di Emilio Stanta. Il mio secondo volume, che è dedicato proprio all'identità nazionale, culturale, politica di italiani, sloveni e croati al fronte orientale, il problema del rimpatrio, c'è tra i vari personaggi così che spesso ricompaiono un triestino, Emilio Stanta, il quale è innamorato dell'Italia, pur essendo prigioniero, pur essendo soldato austro-ungarico, poi prigioniero dei russi, insomma ha questa idea molto bella dell'Italia. Al suo rimpatrio dalla Russia si ritrova a Vienna in treno con i prigionieri italiani che a loro volta, non nel corso del 18, dopo nell'autunno insomma del 18, proprio a torrenti rientrano in patria. La prima delusione è quella, proprio un italiano gli ruba lo zaino e tutte le fotografie del fronte che lui era riuscito a conservare dal 15, nonostante gli attacchi, le peripezie, le sofferenze, i vari campi di prigionia, il lavoro coatto in miniera, nelle zone occupate dagli austro-germanici in Ucraina, nell'estate del 18. Ahimè, proprio un italiano, quindi ecco è già un disincanto.
e dalle fonti che io cito in quel volume si nota che il maggiore disincanto rispetto all'Italia è avvertito proprio dagli irredentisti dell'esercito austro-ungarico, dalmati, triestini che hanno scritto autobiografie, sognavano l'Italia, poi ce l'hanno e dicono, c'è Arrigo Arneri, un marittimo, che dice la nostra Italia era un'Italia sognata, ma in realtà che cosa aveva di diverso rispetto all'Austria? Monarchica come l'Austria, cattolica come l'Austria, con minori libertà però rispetto all'Austria, perché almeno l'Austria era il paese del sì, degli e del da, e quindi le scuole, l'istruzione, insomma tante piccole cose ci potevano essere, quindi c'è questa difficoltà, ecco, nei territori di frontiera che porteranno a gestioni anche non meno critiche. Nell'immediato dopoguerra poi c'è il precoce avvio del fascismo, che in qualche modo inevitabilmente devono essere collegate a questa inedita ricerca sui luoghi di guerra compiuta da Pavan e che riguardano proprio territori a me così vicini. Si parla dell'ultimo lembo, ecco, del Friuli occidentale, Udine, dove c'erano i comandi, luoghi di transito, un orribile campo di concentramento di prigionieri a Cividale, poi via via le lunghe marce nelle aree mistilingui, poi a Laibach, Lubiana, fino alla vita interna ai campi, che confermano uno stato di disagio generale ed una disumanità, particolarmente quella germanica, che sembra far prelude quasi ai campi di concentramento futuri. A vedere le fotografie impressionanti di quei corpi scheletriti, di questi prigionieri, noi pensiamo alla seconda guerra mondiale. In effetti la grande guerra, prima guerra di massa nella storia dell'umanità, prepara il sistema concentrazionario nei campi di prigionia, e qui ecco, è importante collegare quanto scrive Camillo Pavan, no? E quindi paragonare questo ad altri campi. Ho cercato proprio con la Procacci, discutendo del suo libro, si paragonava la prigionia dell'Austria e della Germania a quella della Russia. Nessuno ha nulla da invidiare all'altro. Certo, la crudeltà germanica sembra studiata, mentre in Russia, per dire, la povertà era insomma comune a tutti. Il prigioniero soldato semplice dello stesso rancio del soldato semplice russo, a volte stava meglio lui del soldato russo. L'ufficiale, in base alla convenzione di Belaia, che era stata sottoscritta anche dallo zar Nicola nel 1907, invece godeva di un trattamento di favore superiore a quello dell'ufficiale dell'esercito zarista. Nel mio libro I prigionieri dello zar parlo di un diario di un fiumano, un austro-ungarico di Fiume, il quale si cucina una bella gallina perché aveva il soldo, no? Per Capodanno se la mangia coi soldati. I suoi guardiani prendono una bella pantagana, arrostiscono quella, e buonanotte a secchio, sempre carne è, alla guerra come alla guerra. Mentre nel volume di Pavan si vede come da parte così austriaca o anche austro-germanica ci siano frequenti violazioni di quelle che sono le norme di diritto, lo stato di diritto del prigioniero come sancito dagli accordi internazionali non è osservato per quanto riguarda l'alimentazione. Si capisce che c'è la fame in Austria è stata tremenda, nella prima guerra mondiale subito dopo, ma ecco, ci sono condizioni di disagio e di rigidità cui peraltro non viene minimamente incontro
ecco, il Comando Supremo dell'Esercito Italiano, che rimane fino all'ultimo convinto di dover punire questi prigionieri. Io parlo di ritorni e di altri periodi di internamento coatto per i reduci dell'esercito austro-ungarico e dalla Russia del fronte balcanico. La Procacci parla anche lei di campi di rieducazione per prigionieri italiani in altre località insulari e peninsulari. Si parlava in un primo momento addirittura di un internamento in Libia, nelle colonie, quindi in questo sfascio, in questo scardinamento generale della guerra, ecco, va valorizzata la estrema originalità di questo volume, il coraggio, ripeto, di toccare piaghe dolorose, di entrare nei cosiddetti buchi neri della storia, come li definivo l'altro giorno parlando per telefono con l'autore. Tasti difficili, tanto più coraggioso credo questo volume in un momento politico come questo. Purtroppo la politica, no, incide nell'interpretazione storica. Se noi scegliamo di essere studiosi, coraggiosi, liberi, dobbiamo anche tener conto che insomma sarà anche più difficile la discussione e l'accettazione di quanto si fa. Però per me, ecco, il lavoro di Pavan è un lavoro di grande valore, tenendo conto delle motivazioni innanzitutto, perché lui lo fa per un bisogno interiore, quindi una ricerca doppiamente meritevole per la fatica che gli costa, no? Ma molto meritevole per il coraggio di toccare punti effettivamente poco indagati. Se per la prigionia russa, ecco, sono usciti diversi saggi, io stessa sono immersa come pioniera in questo ambito, pubblicando varie cose. Per quanto riguarda l'Italia, sono d'accordo che al di là del lavoro della Procacci e questo volume di Pavan ci sia. Lo provocherei però su un punto, cioè chiedo più che altro una spiegazione, no? Cioè, mi piacerebbe, anzi in sede di dibattito, ma spiegherà meglio lui ora quello che è stato il suo progetto, cioè che cosa ha voluto dimostrare, come vede lui l'identità di questi prigionieri. Io vedo un'insistenza molto forte, no, sul tema nazionale. Ecco, c'è questa identità italiana di questi militari che periodicamente viene ad urtarsi o con il nemico austriaco, no? Quindi i rapporti tra nemici difficilmente possono essere buoni, ma io aggiungerei un'altra cosa: i rapporti tra italiani e austriaci non erano buoni neanche nell'esercito austro-ungarico, indipendentemente dalla scelta politica del singolo ufficiale italiano che andava alla scuola alla scuola di addestramento nelle retrovie a Radkersburg e in altre scuole, no? Perché c'era una particolare durezza, almeno nella ufficialità, un'estraneità anche di cultura, di psicologia, e quindi sono d'accordo. Assai più facile al confronto i rapporti tra italiani, tedeschi, austriaci, serbi, croati, sloveni, cechi, ruteni con i russi. Effettivamente posso capire che questa difficoltà, questo disagio, insomma, possa corrispondere. Poi sulle ragioni di quest'opera, i bisogni di ricerca che hanno spinto Camillo Pavan a compiere questa ulteriore fatica, dopo un tomo cospicuo, visto l'altro volume sul Vaporetto, forse sarebbe giusto che adesso cedessi la parola a Camillo e poi proseguiremo anche con le vostre domande. Vi ringrazio per l'attenzione. Qui viene sempre il momento critico, perché io non sono assolutamente abituato a parlare.
dico subito, mi dispiace, non voglio deludere. Quello che devo dire lo scrivo e ce la metto tutta per scrivere e spero di aver fatto un bel lavoro. D'altronde, a quanto dice la professoressa Rossi, sembra che sia proprio un bel lavoro e io sono orgoglioso che lo dica lei, che è una studiosa vera e propria della guerra e di questi problemi delle aree di confine così tragici che sono stati. Io non mi considero un vero e proprio studioso, non so neanche io cosa considerarmi, forse un cronista più che uno studioso, perché mi sono trovato a occuparmi della prima guerra mondiale in maniera puramente casuale, all'età di 46 anni, quindi non ho un retroterra di laurea in storia o di studi particolari. Mi sono trovato sull'argine del Piave un bel giorno, la sagra di San Romano, 22 agosto a Negrisia. Ho trovato questo vecchio che era Francesco Daniele, del 1908, ed era nel 1993, e mi diceva: John, ti ricordi, guarda qua, no, altri scampaimo con le pallottole dei tedeschi che mi sparava? E io rimanevo lì a bocca aperta e dicevo: ma senti cosa mi racconta questo signore? Mi sembrava proprio di toccare con mano la storia, perché erano cose che sì, avevo sentito raccontare da mio padre della seconda guerra mondiale, ma della prima guerra mondiale erano cose che si sono studiate a scuola, che si sentiva raccontare quelle dei vecchi, dei nonni, ma non credevo che ci fossero ancora delle persone vive che le sapessero. E da lì è partito questo mio assolutamente estemporaneo, se vogliamo, interesse per la guerra mondiale. Prima mi ero occupato del fiume Sile, dove abito, del Radicchio Rosso di Treviso, mai e poi mai avrei pensato di interessarmi della prima guerra mondiale. Quindi anche tutte queste domande che lei mi fa, cosa voglio dimostrare, io sinceramente non so cosa voglio dimostrare, io voglio studiare, capire come è funzionata, come è stata questa tragedia che ha coinvolto le nostre popolazioni. Questa guerra che c'è stata nel cortile di casa, come suol dirsi, questa guerra che per un periodo sembrava lontana nel fronte dell'Isonzo, tanto vero che la vita continuava tranquillamente, per chi almeno non aveva parenti diretti in guerra. Se si leggono i giornali fino al 1917, fino all'ottobre 17, i teatri funzionano tranquilli, le scuole idem, tutto procede normalmente, come la guerra non ci fosse. Poi venne questo patatrac, questo dramma, questo improvviso crollo di Caporetto, e allora ci si accorse anche qui nel Veneto, anche qui nel Friuli prima, nel Veneto poi, e in particolare qui nel Piave, che la guerra toccava a tutti, si dovette scappare, come raccontava quel signore. Chi poté riuscì a scappare, chi non poté, come nel suo caso, rimase sotto il dominio dell'occupazione austro-ungarica. Fu un anno terribile, l'anno della fame, e da qui è partita la mia esigenza di questa ricerca. Una ricerca che inizialmente fu basata su testimonianze orali. Con questo registratore intervistai una quarantina di persone, sempre dal 1905 in su, fino al 99, del 900, e avevo raccolto un bel malloppo di interviste ed ero pronto a uscire nel 1995 con un libro che più o meno si intitolava In fuga dal Piave. Però mal me ne incolse, volli andare a Caporetto, perché dicevo sì, il Piave, è successo il Piave, ma non si può capire il Piave se non si capisce Caporetto, perché c'è stata Caporetto. Andai a Caporetto, trovai questo bellissimo museo, non so se siete stati anche voi, e lì trovai i dirigenti del museo, e in particolare trovai che il proprietario della casa in cui sorge il museo, un certo Slauco Mascera, era vivo e vegeto, e ricordava quando bambino vide arrivare i soldati italiani, cioè i nemici, e quindi vidi la storia da un altro punto di vista, dal loro punto di vista, e questa fu la prima delle varie serie di contraddizioni. Vidi che poi anche le pubblicazioni da parte austriaca, parlando di Caporetto, parlavano del miracolo di Caporetto, il generale Kraus. Per noi è la disfatta, sinonimo della più tremenda disfatta. Caporetto tuttora, la Caporetto della Nazionale, la Caporetto di D'Alema, la Caporetto dell'economia. Per loro è il miracolo di Caporetto, e allora qui mi sono messo proprio a vedere le cose da due punti di vista. Infatti nel primo volume ho soprattutto trattato questi problemi delle identità nazionali, sempre nei limiti in cui sono capace di farlo, e in particolare ho fatto tradurre da una professoressa che abita a Caporetto e contemporaneamente anche a Venezia, professoressa Ferianis,
Badnjak, che era originaria della zona slovena. Mi sono fatto tradurre un giornale che era il più letto all'epoca, lo Slovenec, e ho messo in confronto il Corriere della Sera e lo Slovenec, e seguendo questi due giornali ho analizzato lo svolgersi della battaglia di Caporetto, i primi 4 giorni della battaglia di Caporetto, 24, 25, 26, 27 ottobre 1917, lo sfondamento vero e proprio del fronte. Questo è il primo volume. Il secondo volume, che pensavo di fare subito dopo, ho dovuto rimandarlo per motivi che potrete leggere eventualmente nella postfazione di questo secondo volume, motivi prettamente economici, perché io pensavo, come già con il Sile, di poter vendere tranquillamente questo libro in giro per le fiere, per le sagre, e invece non fu così. Il libro gli appassionati della prima guerra mondiale ci sono, però e sono anche molto appassionati di solito, però più di quelli non sono, quindi il libro non ebbe questo successo editoriale ed economico che io mi aspettavo. Non ebbe neppure un successo da un punto di vista istituzionale, tanto è vero che avevo preparato un 5-6 mila volantini dépliant con un costo di svariati milioni che ho spedito alle varie biblioteche d'Italia, e a un certo punto, dopo 3.700 volantini spediti e 37 copie ordinate, ho dovuto fermarmi, altrimenti mi mangiavo anche la camicia, come suol dirsi. In poche parole, tutto questo mi ha bloccato un po' nel lavoro. Io dovevo uscire con 3 volumi belli grossi, come quello primo che ho fatto. Ho dovuto fermarmi a pubblicare questa parte del secondo volume, che sarebbe un capitolo. In origine questo era un capitolo del secondo volume, dedicato fra l'altro a un argomento che non conoscevo, perché, come diceva giustamente la dottoressa Rossi, dei prigionieri italiani si sa molto poco della prima guerra mondiale. C'è stata questa grande opera della Procacci, si sa, poi sinceramente non conoscevo neanche il suo volume, che è uscito proprio nel 97 in concomitanza anche con il mio, e comunque per me è stata un'assoluta sorpresa, e ho scoperto di questo dramma dei prigionieri quando nel 1998 sono andato, sempre nel proseguimento delle mie ricerche, a Pieve Santo Stefano, dove esiste l'archivio diaristico nazionale, e lì ci sono conservati 3.000 e passa diari all'epoca, adesso saranno molti di più, fra cui un 120 circa parlavano della prima guerra mondiale, diari di soldati, diari normali, di gente comune. Tutti possono mandare, se hanno un diario a casa possono mandarlo lì, verrà schedato e messo da parte, e poi pubblicato anche all'indice in internet, quindi messo a disposizione di un vasto pubblico. E in poche parole, leggendo questi diari, mi sono accorto che di questo dramma dei prigionieri, di come ne parlavano, proprio anche, e lì ho pensato, ma come, guarda che roba, io proprio non pensavo neppure, perché nel piano originario del lavoro, se voi vedete nel primo libro, il secondo volume era dedicato alla ritirata vera e propria militare dei soldati italiani, alla resistenza che c'è stata, al tagliamento forte, ai vari episodi di resistenza, ai profughi, ma dei prigionieri non pensavo di parlare. Invece questa massa di prigionieri enormi in fuga verso il cuore dell'Europa centrale attraverso queste aree di mistilingue erano una cosa che meritava, ed è emersa proprio dalla lettura di questi diari, come si dice, inediti, conservati lì. Ecco, quindi ho preparato un capitolo, e nel frattempo speravo sempre di trovare i finanziamenti, di trovare la possibilità. Ho scritto a vari enti, province, regioni, comuni. Chi ha voglia di guardare il sito internet può vedere tutta la corrispondenza che ho tenuto in questo periodo. Nessuno mi ha mai risposto, e a un certo punto l'anno scorso, nel 2001, ho detto o chiudo completamente questa ricerca, iniziata con tanto entusiasmo a suo tempo, o mi rassegno a pubblicarla così in tono ridotto sui prigionieri, su un capitolo particolare. E così ho fatto questo libro sui prigionieri, e ho avuto la fortuna di trovare il signor Buratto, che mi ha fatto un capitolo molto interessante dedicato proprio all'elenco dei campi di prigionia, di quelli che si conoscono. Lui ha studiato in particolare questo argomento e aveva anche delle fotografie in seguito alla sua ricerca che ha fatto sui caduti del suo paese, Guarda Veneta. Si era messo in contatto con le varie ambasciate e con i vari organi ministeriali del Ministero della Difesa, onor caduti, e così è venuto fuori questo libro che tutto sommato è accettabile, però non è il libro che io volevo fare sinceramente, e quindi mi trovo un po' in imbarazzo anche a rispondere alle domande che mi diceva e alle
tutto qui, ecco, se voi avete altre domande da dirmi, da farmi, io rispondo e spero comunque di poter continuare nella ricerca, perché soddisfazione dal punto di vista così critico ne ho avute. La dottoressa Rossi è l'ultima persona che me le ha fatte, prima c'era stato il suo collega Salimbeni di Trieste nella presentazione precedente, anche il professor Lanaro di Padova aveva parlato bene di me, però dopo ho questo problema. Ed è per questo che prima di chiudere volevo ringraziare qui gli organizzatori del Centro di Documentazione Storica della Grande Guerra, che mi hanno dato l'opportunità di far conoscere ancora anche a questo pubblico il mio lavoro. Voglio ringraziare in particolare il presidente attuale Luigino Scrocoro, a cui, come ricordava lui stesso, mi accomuna un comune anche percorso di ricerca dalla storia dei paesi. Mi ricordo ancora quel convegno appunto nell'85-86, non ricordo più che anno fosse, storia di paesi e paesi nella storia. Ci siamo trovati tante volte in Archivio di Stato a Treviso, entrambi abbiamo scritto sul nostro paese di origine, lui su Marcon, io su Sant'Angelo, Canizzano, poi sul Sile, e poi entrambi inevitabilmente siamo venuti a confrontarci con questo drammatico evento che è stato la Grande Guerra, che ha sconvolto le nostre zone. Lui, come ben sapete, ha studiato gli Alpini di Treviso, ha studiato poi anche un cappellano militare, adesso ha in corso una ricerca, e non voglio anticipare niente, su un diario inedito, e quindi ecco che inevitabilmente dovevamo anche incontrarci, e lo ringrazio proprio per avermi chiamato, perché è la prima presentazione, diciamo, di un'istituzione che viene fatta del mio lavoro. Finora ci sono state queste due presentazioni in una libreria, alla libreria Borsati di Trieste e alla libreria Feltrinari di Padova, e questa è la prima presentazione, diciamo, di un ente, o non so come si possa chiamare, questo istituto che si occupa della prima guerra mondiale. Volevo ringraziare anche, ho visto prima il signor Bucciol, che colgo l'occasione, che mi aveva tradotto per il primo volume un pezzo importante di un giornale austriaco. Io purtroppo le lingue non le conosco bene il veneto, poi traduco in italiano simultaneamente, ma più in là non vado. E ovviamente ringrazio l'anima un po', io lo considero tale almeno, che è Antonio Beltrame, di questo che conosco anche lui dal 1989, ma già lui era in attività, quando nell'89 ho avuto questo premio per una sezione del premio Gambrino dedicata alla storia locale qui, io sempre per i miei libri sul Sile. Ringrazio voi tutti, se avete qualcosa da chiedermi più in particolare mi scrivete. Tutto qui. Non so se qualcuno desidera porre delle domande. Comunque Camillo è venuto spesso agli incontri, quindi è di casa al nostro centro, perché spesse volte ti ho visto alle varie incontri che sono stati organizzati. Ecco, volevo ringraziare anche la presenza dell'assessore, che non mi sono dimenticato, assessore, lei padrone di casa, che ci ospita e ci dà il sostentamento. Comunque non so, dottoressa la parola io perché è un po' comodo, cioè il fatto che non riesco a parlare. Per quanto riguarda l'atteggiamento della popolazione nei confronti degli italiani, la popolazione slovena era che ieri all'interno, e lo dimostra il tasso di realizzazione. Ciclomacchi, cechi, si trattava proprio, mentre i governi croati invece sì. E questo spiega il nostro procedimento. Poi ci sarebbe la questione dello Stato maggiore. Questa è il nostro poco, questa anche di Stato, ma in effetti accaponimento diventava un spirito di nostre parti senza combattere. Il che non poteva essere in tutti i paesi che sono rimasti in Francia.
poteva essere una reazione a tutti questi. Altrimenti dico che avrebbe ricevuto, non era già successo più stante, perché abbiamo situazioni che erano stabilizzate per un posizioni politiche più che sono quelle considerazioni che posso fare senza certo. Quindi anche affossare le responsabilità in particolare del lavoratore italiano. Non poteva non fare. Bisogna tener conto che anche costoro appunto si erano intesi i nostri passi, tutto la vita, senza combattere. Era chiaro che altre parti di quegli antichi, a un assalto, avevano compiuto la tragedia, morivano anche molto male, due lati dell'esplosione attaccati a reti popolari. Ora questi soldati continuano a avere una condiscendenza verso chi si era reso questa combattere, perché gli avevano diritto, perché loro avevano portato la cosa del popolo, e gli altri no. Grazie del suo intervento, se permette. Prego. Io questa visione e volevo esprimere un certo imbarazzo nel sentire le parole dell'autore e dove si riferisce alla richiesta agli appelli che ha lanciato ripetutamente per un aiuto che ritengo doveroso. Negli anni il mio mandato non ho memoria di questo tipo di richiesta, altrimenti come chiedete non riguardo avrei certamente fatto più non ricordo. Io cercherò, colleghi dico breve, di formare questa se non altro perché una sensibilizzazione certo di sindaci del Piave che sono interessati in mettere problemi contingenti di altra natura, ma che non trascurano certamente questi aspetti legati al nostro modo più intimo di pensare, di dire. E quindi impegno in questo senso. Per tornare alla questione che era l'atteggiamento dei comandi, dell'alto comando italiano nei confronti del lei è tornata più volte sottolineando questo aspetto vessatorio. Volevo chiedere, tanto non sono molto d'accordo sul fatto che i soldati non si arrendono mai, che credo per il minimo di esperienza che ho, se non hanno, se sono ben guidati, se hanno qualcuno che li dice cosa devo fare, credo che una volta che dobbiamo mettere il libro sulla piaggia come versante spero che non siamo pochi militari, perché se vuole almeno abbiamo questa gli uomini soldati pessimi. E volevo dire, se questo è un atteggiamento particolarmente sottolineato alla luce di quello che il Signore ha detto, quindi alla parte della situazione in massima, conosco di un aspetto dell'autorità pubblica dello Stato Maggiore italiano, e che non credo, verso dire lo più verso il tema, che non mi illude che quello di Austro-Ungarica in Italia avessero avuto una sorte migliore di quella dei nostri, disgraziatamente. Se risultava negli atti dello Stato Maggiore nella storiografia una sorta di motivazione in questo particolare stato di disinteresse e di accadimento. Ma devo rispondere io? Se mi permette, lo studio approfondito della Procacci, che si fonda sui documenti riservati del Comando Supremo, indicherebbero comunque una particolare rigidità, un accanimento del generale Cadorna e una particolare proprio ossessione rispetto alla paura così della non accettazione della guerra contro i disertori, al punto che purtroppo è un dato unico, solo l'Italia ha rifiutato, non ha permesso che fossero inviati pacchi
attacchi della Croce Rossa ai prigionieri, c'è stato il sabotaggio dei treni con i viveri negli altri, persino nella lontanissima Russia, magari a cavallo il prigioniero si vedeva recapitare i soldi di casa, magari dopo non so quanti mesi, però arrivava qui. Proprio c'è stata la volontà. La Procacci denuncia questo stato di cose che non ha fatto piacere, per quanto siano studiosi, insomma stimatissima, ma al momento neppure lo storico Rochat era molto felice, perché appariva nuovo, ecco, questo rigore. Poi sono d'accordo che nel quadro comparativo, insomma, tra l'un esercito e l'altro c'è stata poca differenza, così come le diserzioni, l'insofferenza rispetto alla guerra sia stata generalizzata. Ma Caporetto cade in un momento difficile per l'Italia. Non dimentichiamo che in Italia esisteva comunque un partito socialista molto forte prima della guerra, una componente era interventista, favorevole, pensiamo a Emilio Lussu, che poi per primo nel suo diario, la sua autobiografia Un anno su Altipiano, insomma, ha denunciato varie cose. Però insomma un'opinione pubblica, uno spirito pubblico contro la guerra in Italia era molto forte. In agosto sono scoppiati scioperi politici contro la guerra. Una studiosa purtroppo prematuramente scomparsa, Simonetta Ortaggi, si è occupata ripetutamente di queste cose. Già il convegno di Rovereto ne discusse, tra l'altro aveva uno scambio molto proficuo con la stessa Procacci, quindi c'è, ecco, sicuramente anche una parte dei militari italiani che insomma ha disaffezione, non condivide più la causa della guerra. Poi errori dei comandi, questo non ne parliamo, sicuramente ci potranno essere stati, ma per dire l'effetto di l'onda di Caporetto, l'onda di Caporetto viene sfruttata addirittura in Russia dopo lo scoppio della rivoluzione d'ottobre, nel novembre del 17, presso i militari dell'esercito austro-ungarico di lingua e idealità italiana, per convincerli ad entrare nel corpo di spedizione italiana. Io nel mio secondo volume, I Redenti Giuliani, cito proprio l'appello di un ufficiale fiumano, Bacic, poi ci sono stati storie strane, Bacic, Zanella, gente che doveva in realtà entrare nell'esercito austro-ungarico ma è entrato nell'intelligence dell'esercito italiano per via avventurosa, e quindi su questa vergogna di Caporetto cerca di stimolare l'arruolamento tra prigionieri e, secondo le testimonianze di un altro soldato istriano di Capodista, 600 prigionieri allora a Vologda, proprio quando si discuteva a Caporetto il famoso convegno, no? Lei cita Ismenghi e alcune frasi che ha pronunciato come di revisione rispetto alle sue interpretazioni su Caporetto. Io invece mi trovavo proprio a Vologda a un altro convegno sulle prigionie, perciò non sono venuta a Kobarid, ma quella disgraziata città, perché ha segnato tante sventure, speranze negate di rimpatrio per gli austro-ungarici di lingua italiana, e insomma è famosa in questo diario per questo appello che sfrutta Caporetto per incentivare lo spirito così di lotta al fianco dell'Italia. Poi il 17 non ne parliamo, quest'area qui è interessantissima, io mi compiaccio per la passione che c'è nella gente, in voi, negli altri dibattiti a cui ho partecipato, ma anche l'amore stesso di Pavin, Ducciò, gli altri amici che conosco, adesso sento anche del signor Scropero, che ha queste passioni di ricerca, ma sono poste in un'area densissima di reazioni e di avvenimenti. È una guerra infinita che presenta sempre aspetti inediti. Se pensiamo anche al Piave, quanto c'è ancora da dire sul Piave. Chi ha studiato la tragica sorte dei legionari cechi, chi ha studiato le rivolte militari all'interno dell'esercito austro-ungarico, degli sloveni,
per ragioni nazionali ma anche per ragioni sociali. C'è un universo estremamente articolato e complesso, però proprio per questo è prezioso, per le sorprese che continuamente ci riserva. Cogliere al volo la parola del signor Sindaco di Ponte di Piave, visto che il prossimo anno mi occuperò, se Dio vuole, nel terzo volume dei profughi proprio, e mi farò vivo, così chissà che mi dia una collaborazione, anche magari un acquisto di copie, che ne so, per le scuole, per le biblioteche, qualcosa si può fare, insomma. Questo è certo, ma io pensavo un interesse più vasto, credo che si dovremmo perché abbiamo un problema, questo è uno dei punti cardine del nostro interesse per il piano, quindi più volte abbiamo riflettuto sulla necessità di far concludere i nostri forti. C'è già, io lo veramente pubblicamente apro di saporigliare all'iniziativa istituto alla biblioteca, perché questi impegni non vadano disseminati, trovino un punto di riferimento, cioè sono un campanilismo, anzi fatti di collaborare, trovare un punto anche per l'informazione, per una documentazione che fruibile da tutti, ma che abbia un punto di riferimento per questioni logistiche, per questioni anche proprio di economia, e questo mi entusiasma. Credo che io mi auguro che noi possiamo perdere, considero veramente un'occasione sua come ad altre eventualmente domande che fossero state rivolte in questo senso. Considero una grossa lacuna, mi auguro in qualche modo, quanto posso, Vorrei aggiungere ancora una breve cosa, e così per il nostro autore. Oltre alle ragioni scientifiche di ricerca, questo volume mi ha appassionata sia per la vicinanza geografica dei luoghi, ma anche perché mio nonno è stato giovanetto del Piave e anche decorato, e quindi quando ero piccola, purtroppo allora sì, non immaginavo che sarebbe stato meglio prendere l'intervista con il registratore, allora non si usava, mi ha raccontato quante volte delle battaglie, della costruzione di ponti, questi ingegneri, poi essendo romagnolo si è trasferito a Trieste con un amico che costruiva proprio ponti di barche sul Piave, quindi lui, mia nonna, insomma sono la grande guerra invece per me, ecco, è nata sul Piave, si può dire, proprio per questa prima memoria che ne ho ricevuto, e sono doppiamente allora felice e riconoscente per voi che mi date questa occasione di alimentare questa storia, questa terra. Per rispondere un attimo solo, io non sono molto preparato oltre i 4 giorni della battaglia di Caporetto, però non è del tutto vero che si sono arresi senza combattere così, perché c'è stata anche bisogna innanzitutto ricordare che c'è stata una preparazione austro-tedesca della battaglia che ha colto assolutamente alla sprovvista i nostri comandi militari, insomma. Appunto, quindi questi qui si trovano insomma, che altro potevano fare? Anche io ho riportato un diario qui di un combattente che proprio lo vedevi convinto di resistere col fucile in pugno a Cotroito, ma si trovava circondato da questa marea ormai di cosa poteva fare se non arrendersi? Io ho studiato anche io parlava della loro corporazione e il commissario personale Chi serve? Voglietri. Ah, io sì. Sì, sì, voi. Il Corriere della Sera, appunto parlava che c'era il sospetto da parte, non si sa, da parte dell'altro comando di utilizzazioni socialiste che già avvenuto
che già avvenute a livello delle parti. Infatti per quello diciamo, c'è un cedimento già organizzato anche da parte delle linee. Io non sono d'accordo sinceramente. L'indirizzo quello che ho trovato naturalmente controprove in questo senso dall'altra parte non ce ne sono, mentre ci sono prove dell'azione condotta dall'altro comando tedesco che riguarda gli ieri, non ci sono prove di analoga operazione condotta dall'altro comando tedesco affrontando dei fatti del conflitto. Comunque io ho notato anche una certa somiglianza su questa tesi a proposito di tradimenti. Lykken, barone Lykken, che ha scritto La guerra, quando spiega, si chiede perché gli austro-ungarici arrivati qui sul Piave si siano fermati, dice è stato un tradimento. Io lo so perché ho parlato con un generale tal dei tali, dice il testimone, siamo stati traditi, noi saremo. In realtà quando c'è una sconfitta si tende sempre a dare causa a qualcos'altro, a qualcosa di In realtà io non credo assolutamente a questa ipotesi. C'è difensori che avrebbero, io si è trovato avvertito l'altro comando italiano delle date esatte dei messaggi corrispondenti. Tanto è vero che l'altro comando italiano ha provveduto a rifornire munizioni supplementari di tutte al fronte. Quindi ci sarebbe sicuramente un discorso. Non so cosa dire. Io ho letto una notizia circa la motivi per cui c'è stato l'arresto dell'offensiva e sono dati che ho letto in qualche parte, mi auguro che siano utili. Il peso medio di un soldato autogare era inferiore ai 40 kg, non so se questo corrisponde alle tasse, ecco, questo l'ho letto in qualche parte. Io credo che questo sia biologicamente un motivo sufficiente per giustificare alcune inerzie, quantomeno nei confronti di atteggiamenti bellicosi o aggressivi nei confronti della sia. Ecco, senza andare nell'enfasi, non dimentichiamoci che la guerra è fatta da uomo. Io ho delle memorie che avevo letto, che credo che tutti noi, una raccontata di soldati senegalesi di fronte occidentale che avevano passato con le mani in tasca, con il fucile, perché erano dirigiti al freddo, quindi voglio dire, la guerra che doveva per i 6 mesi si dovevano superare i cavalli di Frigia passando sulle montagne di Calabria. Signore, questo ci sono motivi ad abbondanza per avere delle giustificazioni di tipo umano, di tipo molto più, direi, pregnante di quelle che sono le motivazioni strategiche e direi alcune considerazioni che noi facciamo, ovviamente, storici, tipo le fanno storiche. Ecco, non dobbiamo dimenticare che l'elemento umano ha il suo peso, direi, in assoluto, alcune motivazioni, alcune non scelte o avanzate, forse hanno delle spiegazioni molto più realistiche, assolutamente vere. Sono d'accordo con lei, il fatto vero che allora il lancio del soldato autogarico era talmente ridotto che molto probabilmente la storia ha voluto anche per costruzione, cioè talmente valoroso dal punto di vista economico e dei rifornimenti che in realtà a un certo momento non sarebbero stati in grado di sostenere la campagna, anche se avessero sfondato. Poi non avrebbero avuto i mezzi per consentire di fare appunto anche queste situazioni. Il bene umano in questo caso conta moltissimo. Altro caso, un fondamento di Caporetto, è diciamo l'elemento essenziale della divisione slesiana tedesca, che era ben efficiente e anche da un punto di vista di prestanza fisica erano ben addestrati. Non dimentichiamo che la divisione
Salesiana di sponda, erano tedeschi. Non capite, ma c'era l'opera che ha partecipato alla battaglia. La Salesiana erano intelligentissimi da questo punto di vista fisico. Quindi, cioè, militari della divisione salesiana. Se non ci sono altri interventi, io ringrazio prima di tutto i nostri ospiti, ringrazio chi è intervenuto, anche chi ha partecipato, e credo che la proposta del sindaco, ho capito, è molto chiara. Io sono di un'altra provincia, quindi non conosco i sindaci trevigiani, qualche qualcuno. Credo che sia interessante che le forze vadano unite, che non ci sia una fabbrica a ogni campanile, che non ci sia un museo a ogni campanile, perché si disperdono le forze e i risultati dopo sono più o meno simili, ma non sono come quando si fa la forza. Assessore, lei la parola. Sì, intervengo naturalmente noi per fare il saluto finale, perché tranquillamente si siente scoprono, ma quando lanciato dal sindaco di Ponte di Piave, diciamo, ci permetterà anche di mettere un po' di carne al fuoco per quello che è l'intervento del nostro comune, della biblioteca, su questa attività. Abbiamo mandato messaggi tramite anche l'anima del Mucciolo per avere, appunto, per non avere questa dispersione anche con collegamenti con la provincia. Ci sono state delle risposte positive, stiamo sempre cercando di far emergere dei lavori, delle situazioni che avrebbero sicuramente meriterebbero delle soluzioni ben più vaste di quelle che possono essere quelle dei paesi singoli così, e quando lei esposto speriamo che possa servire a collegare anche qualche paese qua attorno per non disperdere tutte le forze, per cercare di fare cose più concrete. Buonasera e alla prossima.